dirvi che l'agricoltura, tenete conto che se ci sarà un assessorato all'agricoltura e se noi avremo la possibilità di dire qualcosa, io penso che sia giusto parlare di un assessorato che sia non solo dell'agricoltura, ma sia un assessorato anche dell'alimentazione, ad esempio. Io penso che c'è tanta paura nelle persone oggi per quello che mangiano, e questa paura, no, che non è il rischio di ciò che si mangia, la paura riguarda i poteri che, diciamo così, rappresentano una imposizione di ciò che si mangia. Allora, da quel punto di vista, diventa importante assolutamente che noi di questa questione ce ne occupiamo. Perché ce ne dobbiamo occupare? Per la semplice ragione che la paura di ciò che mangio, siccome ciò che mangio è ciò che sono, ed evidentemente io non posso pensare che ciò che sono non può non essere qualcosa che deriva da qualcosa che l'agricoltore ha fatto attraverso il suo ingegno e non l'ha fatto attraverso una funzione meccanica o industriale, peggio ancora, per cui salvaguardo magari la salubrità del cibo perché risponde a certe caratteristiche, però non trovo più una serie di altri elementi che possono essere dagli aspetti qualitativi vitaminici piuttosto che gli aspetti organolettici. Allora a quel punto è importante che ci sia anche un circolo virtuoso, no, tra produzione e alimentazione. Perché vi dico questo? Perché nella campagna elettorale che sto facendo cerco di mettermi in collegamento con attraverso una nutrizionista che mi segue per comunicare a delle persone, spesso sono insegnanti, sono mamme, eccetera, eccetera, per andare dentro questo tipo anche di ragionamento. Vedo che la cosa ha un grande interesse, tant'è che si può dire, beh, si può votare come si vuole, ma pensiamo che il cibo, per esempio, no? Visto che il cibo è grande parte e ha grande importanza per ciò che noi siamo e per ciò che aspiriamo anche a essere. No?